Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Pianeta Dilettanti, tutto quello che ruota attorno al mondo del calcio dilettanti. Oggi spazio all'Associazione Italiana Calciatori assieme a Nicola Paolini, che è l'avvocato fiduciario AIC dell'Associazione Italiana Calciatori, delegato del Friuli Venezia Giulia. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera Alexis, buonasera a tutti. Questa è un'associazione che ha la specifica finalità di occuparsi dei calciatori, ma anche delle calciatrici dilettanti. Entriamo nel dettaglio proprio per capire anche quelli che sono i principi dello statuto e naturalmente le funzioni dell'associazione, Nicola. Allora, l'Associazione Italiana Calciatori è il sindacato dei calciatori, no? Nasce addirittura nel 1968 e ha un percorso iniziato con il calcio professionistico, quindi è a tutti gli effetti un sindacato dove tutela tutti i diritti ma anche tutti gli aspetti morali, economici, anche professionali in quel caso, perché era nato con i professionisti, quindi aveva quel fine, no? Tutelare tutti i calciatori professionistici. Nel 2000 c'è un'apertura allo statuto, apre anche alla tutela dei calciatori dilettanti, tant'è che addirittura poi nel 2011 si apre anche, perché l'AIC ha sede a Vicenza. Nasce a Vicenza perché uno dei fondatori, che è stato il presidente storico per tantissimi anni, è Sergio Campana, l'avvocato Sergio Campana, ex calciatore. No? Tuttora la sede dell'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, è a Vicenza. Nel 2011 è stata aperta anche la sede a Roma, che è nata come sede per il Dipartimento Dilettanti, che naturalmente adesso ormai, visto che anche tutti i tribunali e tutti gli uffici, la FIGC e anche la Lega Nazionale Dilettanti è a Roma, è un ufficio ormai è diventata un po' una seconda sede operativa, anche naturalmente non solo per i dilettanti. Però nel 2011 viene proprio aperto il Dipartimento dei Dilettanti e dà seguito dal 2000 in poi che nasce quindi questa tutela anche per i calciatori dilettanti, che effettivamente poi con il passare degli anni sono cresciute anche un sacco di normative, no, per i dilettanti e quant'altro, quindi si è dovuti rendere conto e ci si è resi conto che come poi tutte le normative aumentano, le tutele aumentano, deve aumentare anche poi la parte sindacale di tutela anche dei calciatori, che non sono solamente professionisti, anche perché poi nei dilettanti è talmente vario il mondo dei dilettanti che ci sono anche dei dilettanti, chiamiamoli un po' di fatto calciatori Semiprofessionisti? che di fatto fanno i professionisti, ecco, Sì. forse è più corretto dire così. Allora parliamo dello status giuridico del calciatore non professionista, ricordando appunto che non c'è una prestazione di lavoro, quindi lo status economico e giuridico di un calciatore dilettante, quindi definiamolo. Esatto, allora la grossa distinzione è questa: il calciatore dilettante non presta alcun tipo di prestazione lavorativa, né sotto forma del lavoratore autonomo e né sotto forma del lavoratore subordinato. Qualora uno fosse un lavoratore, in questo caso subordinato, sarebbe un calciatore professionista, perché il calciatore professionista è stato riconosciuto con la legge ancora del 1981 come lavoratore subordinato. Quindi la grossa distinzione tra professionismo e il dilettantismo è proprio questa, no? la forma lavorativa. Mentre il dilettante rimane dilettante in quanto tale, quindi rimane un atleta che svolge delle attività sportive dilettantistiche per conto di una società che a sua volta è affiliata, eccetera, eccetera. E questo, anche lo status, l'inquadramento giuridico del calciatore è richiamato dalle NOIF, che sono le norme organizzative interne della federazione, che è un po' il vero codice per amministrare un po' per tutto il calcio, ma non solo dilettantistico, perché lì all'interno delle NOIF ci sono anche le norme del calcio professionistico, no? Complete. E proprio nelle NOIF c'è la parte in cui vengono indicati i calciatori che sono professionisti, non professionisti o giovani, che poi si dividono giovani dilettanti o giovani di serie, in base se che svolgono attività di calcio giovanile nelle squadre professionistiche oppure nelle squadre dilettantistiche. E quindi proprio nella parte delle NOIF è inquadrato chiaramente il fatto che il calciatore dilettante sia un atleta che presta delle attività
che gioca, insomma si tessera fondamentalmente, perché poi si tessera con la società, e non dal punto di vista lavorativo. Ecco. Quindi percepisce dei rimborsi spesa, questo possiamo dirlo? Questo lo possiamo dire, percepisce dei rimborsi spesa, qua bisogna fare una distinzione, perché il calcio dilettantistico ormai negli anni è progredito tantissimo, e anche il calcio dilettantistico stesso, e anche grazie all'AIC, perché va detta, perché poi nelle sedi sindacali e federali è una componente sempre presente, che continua a tutelare i calciatori, e una delle tutele maggiori è proprio l'aspetto economico in cui, soprattutto nelle categorie apicali della Lega Nazionale Dilettanti, che sono i campionati nazionali, soprattutto campionati di Serie D, per quanto riguarda il calcio a 11 maschile, calcio a 5 Serie A e A2, e anche il calcio femminile, e naturalmente di Serie A e quelli che svolgono quindi i campionati nazionali. Sì. È stato previsto, intesa naturalmente con la FIGC e con la Lega Nazionale Dilettanti, un accordo economico. Cioè per la prima volta si è arrivati a proporre, produrre e quindi a riconoscere un accordo economico, che è una sorta di contratto, insomma, di accordo con la società, in cui viene indicata una somma a fronte della quale delle prestazioni sportive date dal calciatore o calciatrice viene riconosciuta dalla società una somma che in questo caso per quanto riguarda l'annata calcistica, non vorrei dire troppe cose, però è fino a 30.556 euro, eccetera. Abbiamo progredito perché ormai siamo arrivati anche al punto di fare questi accordi pluriennali, e nelle pluriennalità di questi accordi economici, ripeto, sempre per le categorie nazionali dilettanti, sì, c'è la possibilità addirittura di indicare somme superiori sotto forma di un'indennità, quindi viene indicata la somma che non deve essere oltre A e più un'indennità che poi grazie a quell'indennità si supererà quella somma. È doveroso sottolineare che questo è un traguardo incredibile secondo me per il calciatore dilettante, anche perché naturalmente la Lega e la FIGC, ma in questo caso la Lega, avendo istituito, dato la possibilità di sottoscrivere un accordo economico, questi accordi economici sono così meritevoli di tutela. Nel caso in cui la società non paga, cosa deve fare il calciatore? Il calciatore può impugnare e può pretendere con un'avvertenza, in questo caso innanzi alla Commissione Accordi Economici, che è una commissione istituita all'interno della Lega Nazionale Dilettanti, che è l'organo giudicante sulle vertenze del calciatore per la difesa, per la richiesta dei propri compensi non pagati dalla società. Riforma di quest'anno, tra l'altro, sì, per la prima volta, anche le società possono ricorrere alla Commissione Accordi Economici nel caso di inadempienza da parte dei calciatori, mancate presenze o pretese non dovute, e per la prima volta questo era sorto perché è capitato che in alcune vertenze la società, oltre a difendersi innanzi alle commissioni accordi economici, a sua volta pretendeva qualcosa, la cosiddetta riconvenzionale, no? E adesso dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che è l'articolo 25 bis, hanno aperto anche la possibilità che la società stessa possa ricorrere addirittura contro il giocatore, no? Questo però rimaniamo all'interno dei campionati nazionali dilettanti. Nei campionati dilettanti invece regionali, sì, questo non c'è. C'è una richiesta, ci sono delle trattative sindacali che da anni stiamo cercando di portare avanti per portare, almeno sarebbe una conquista, riuscire a far entrare l'accordo economico anche nelle società di eccellenza, magari inizialmente non renderlo obbligatorio, ma renderlo facoltativo, perché secondo me darebbe anche lustro a quelle società, che ce n'è sicuramente tante, che rispettano i patti presi con i calciatori sin dall'inizio della stagione, e quindi una società che si addirittura dà la possibilità al calciatore di sottoscrivere un accordo economico probabilmente avrebbe anche più credibilità da parte del calciatore, che se deve, sì, qualora si deve trovare a scegliere indeciso in quale società andare, probabilmente andare in una società dove garantisce anche un accordo economico vuol dire anche maggior sicurezza, no? Però ad oggi non c'è, ad oggi i rimborsi spese dall'eccellenza compresa in giù sono rimborsi spese per mere spese, diciamo, esatto, e quindi non c'è, non esiste un accordo economico tra la società e il calciatore non dilettante. Esistono gli accordi privati
che però rimangono privati e sono anche difficili da tutelare all'interno della giustizia sportiva. Sì. Vero è che con le dovute cautele, richieste autorizzative da parte della federazione, uno poi può andare nella giustizia ordinaria, però andiamo in un campo un po'... Però sulle tutele che fanno riferimento appunto ai calciatori non professionisti ci rivedremo con Nicola Paolini per un'altra puntata. Invece parliamo di tesseramento, delle modalità di tesseramento tra il calciatore e la società, ma per arrivare anche al vincolo. Allora, le modalità di tesseramento, beh, sappiamo che il tesseramento da anni ormai è rimasto invariato, è noto un po' a tutti, fino ai 14 anni d'età il tesseramento è solamente annuale, quindi qualsiasi ragazzino fino al 14° anno può sottoscrivere solamente un tesseramento annuale. Dai 14 anni ai 16 anni c'è la possibilità di sottoscrivere il tesseramento pluriennale, una facoltà, una finestra di 2 anni, dai 16 anni in poi qualsiasi calciatore deve sottoscrivere il tesseramento, si dice pluriennale, quindi dopo i 16 anni non esiste proprio più. Tanti chiedono, ma io posso continuare a firmare il tesseramento annuale anche dopo i 16 anni? No, si firma comunque il pluriennale. Chi volesse svincolarsi di anno in anno deve contestualmente al tesseramento, io dico sempre contestualmente, lo si può fare anche in un secondo momento, ma l'iter corretto è contestualmente al tesseramento, firmare assieme alla società un accordo privato, richiamando l'ex articolo 108 delle NOIF, il cosiddetto, ho firmato anche il 108 quando si dice, ormai è noto questo numero per l'articolo in cui dà la possibilità al 30 giugno della stessa stagione di svincolarsi. Quindi non è che io firmo un tesseramento annuale, firmo comunque il pluriennale insieme al 108 che mi dà la possibilità poi di svincolarmi, è come se riducesse quell'effetto pluriennale a un anno perché ho firmato il 108 e lo deposito anche quello in lega assieme al tesseramento. Se non si firma 108, naturalmente il vincolo ad oggi rimane fino ai 25 anni. Le NOIF hanno lasciato i 25 anni. Lo statuto della FIGC indica 8 anni dopo i 16, qui c'è un po' una discrasia, nel senso che per quelli che compiono gli anni il primo semestre si potrebbe anche pensare che le NOIF dovrebbero essere cambiate e portare il 24° anno d'età, però ad oggi le NOIF non sono ancora cambiate, c'è il 25° anno d'età e la FIGC dice nell'8° anno successivo al 16° anno in cui c'è il pluriennale. Insomma, 16 più 8 fa 24, chiaro che se uno va nel secondo semestre, la stagione va nel 25 per forza, quindi non cambia. Però ad oggi è questo, l'AIC è noto, si sta battendo un po' per l'abolizione del vincolo sportivo, c'è stata anche il decreto legislativo, no? Di cui adesso è ancora posticipati, gli effetti sono posticipati, in cui si parla di vincolo sportivo. La Lega naturalmente ha fatto un po' ostruzione, nel senso che ritiene che il vincolo sportivo debba essere mantenuto. Io da sportivo e anche da uomo di diritto invece dico che il vincolo sportivo non è corretto perché a parte che ormai siamo noi, la Grecia e non ricordo altri paesi ancora con il vincolo sportivo. Il problema del vincolo sportivo è questo, uno può anche vincolarsi, ma lo deve fare a 18 anni e serenamente, perché il vincolo sportivo oggi fatto a 16 anni vuol dire che un ragazzo è vincolato fino ai 25 anni per una scelta fatta dai genitori, spesso nemmeno informati a volte, quasi portati a dover firmare. Poi ecco, dico un'ultima cosa, soprattutto per i genitori, quando firmano il pluriennale per essere valido, cioè il tesseramento, non quello annuale, quello pluriennale, per essere valido deve essere firmato da entrambi i genitori. Quindi se è firmato da un solo genitore si potrebbe anche impugnare e dire no, quel tesseramento pluriennale non è valido. Però ci rendiamo conto che un sedicenne, alla fine che non sa nulla, i genitori a volte entrano in sede, firmano, non sanno... perché magari non sanno nemmeno che stanno firmando un pluriennale, è capitato anche questo, e quindi un ragazzo si trova vincolato fino a 25 anni per una scelta che non ha fatto lui, quindi facciamo firmare il pluriennale? Benissimo, lo facciamo firmare a un 18enne che deciderà lui eventualmente se vincolarsi fino a 25 anni. Questo Nicola, naturalmente è il mio personale parere. Certo. Nicola, il tempo è scaduto, ritornerai a Pianeta Dilettanti per dedicarci direttamente, soprattutto sulle tutele. Grazie per essere stata in nostra compagnia e noi ci vediamo alla prossima puntata di Pianeta Dilettanti. Grazie a voi, buonasera.